Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di The Sims 4. Quest'oggi continueremo la nostra nuova avventura, è lunedì, è l'una del mattino e siamo pronti a dedicarci alle nostre nuove attività. Allora, Edward ha appena finito di farsi la doccia, però ancora nutre dentro di sé un ricordo davvero brutto, ovvero ce la siamo fatta addosso e siamo davvero molto imbarazzati. Quindi ci siamo fatti una bella doccia, abbiamo recuperato le forze e adesso dobbiamo stare un po' attenti con il cibo proprio perché abbiamo appena $15. Edward in qualche modo in questi bui periodi riesce a guadagnare qualcosa al computer, hackerando, creando plugin e aumentando le sue possibilità nell'ambito della programmazione. Quindi con questi $15 riusciremo a mangiare, ragazzi. Intanto nostra moglie, eccola qui, è leggermente felice proprio perché ha appena mangiato, si è nutrita, adesso vedrà di andare un attimo in bagno e di parlare un po', eccoci qua, al computer. Vediamo se possiamo chattare con qualcuno. Internet, naviga su internet, chatta. Purtroppo non c'è l'opzione perché a quest'ora della notte probabilmente non ci sarà nessuno collegato. Ok. Molto a disagio, vediamo di andare immediatamente in bagno. Nutre una sorta di ansia materna, una nausea mattutina per la gravidanza. Tra 54 minuti credo che andrà in escandescenza e andrà a vomitare, però purtroppo sono cose normali. Fiducioso il nostro Edward. Vediamo di continuare a creare un altro plugin, eccolo qui, per guadagnare qualche soldo in più e soprattutto aumentare il livello di programmazione. Vogliamo raccontare una storia incredibile, credo che lo faremo tra qualche secondo. Allora, la nostra amica è un po' asociale in questi ultimi periodi, vediamo di ripulire un po' tutto e vediamo se possiamo fare qualcosa. Allora, invio un sms, chiacchiera con Camilla Lombardi. Vediamo come sta la figlia che si ritrova nell'altra casa. Facciamo una telefonatina anche alle 2 di notte. Vediamo un po'. Ciao, sto dormendo. Ci credo. Ma siamo soli. Vediamo se inviamo. Possiamo fare qualcosa. Purtroppo non abbiamo granché per chattare a quest'ora. Quindi io direi di andare a esercitarci davanti allo specchio. Dai, andiamo veloci. Perfetto. Vediamo di guadagnare un punto di carisma, visto che ci siamo. Mi sa che siamo pronti a vomitare. Ah no, perfetto, la nausea mattutina è passata. Il livello di carisma l'abbiamo raggiunto. Bene, livello 2. Intanto Edward continua a creare il suo plugin. Visto che abbiamo un attimo di tranquillità, io sposterei il pianoforte. Mi sembra qui, ragazzi. Vediamo un po'. Allora, eccolo qua. E addirittura anche un nuovo divano. Vediamo se lo possiamo prendere. Perfetto. Vediamo di metterlo un attimino qui. E il pianoforte lo possiamo lasciare qua dentro, in modo tale da sviluppare questa abilità per la prossima carriera. Allora, il divano per adesso io lo metterei qui. Perfetto. Così. Sarebbe meglio di un altro colore, però abbiamo solo questo per adesso. Arricchiamo un po' la zona. Allora, hai raggiunto il tuo livello di carisma. Adesso credo che è arrivato il momento di andare un po' a suonare. Però prima fatti una bella doccia veloce, così diventi un attimino più rapida nelle tue azioni. E vediamo di suonare una bella canzone tradizionale. Ritmo e ritmo, perfetto. Con il nuovo plugin Edward è riuscito a migliorare ancora di più la sua abilità informatica. E adesso cercheremo di esercitarci ancora di più nella programmazione. Ok, vediamo. Ci siamo quasi. Abbiamo ottenuto il nostro nuovo plugin. Adesso vedremo di andare avanti su questa strada. Il prossimo giorno lavorativo è tra poco, ragazzi. Vediamo se riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo. Vai, Mozart. Intanto va un attimo in bagno. Sempre in bagno questa, ma non lo capisco. Ho capito che sei incinta, però vediamo cosa succede. Segui delle flessioni. Ecco, il bambino però nella pancia non credo che sia adatto. Fai un po' di pulizie, forse è meglio. Sì. Asciuga come una furia. Sì, perfetto. Credo che le donne incinte appunto possono pulire, possono fare qualcosa del genere, perché non credo che sia molto faticoso. Intanto il prossimo livello di programmazione è stato svolto ed Edward credo che si andrà a prendere un bel caffè forte, $8. Vedete, ragazzi, come riusciamo a migliorare adesso anche a livello economico. Vediamo un po', un bel caffè, amico mio. Pronto? Il caffè è qua dentro però. Tu ne vuoi un po', signorina? Vediamo un po', ecco, prenditene un po'. Edward al solito spara alla grande. Avrà un intestino che smarmitta come un tir, ragazzi, giorno e notte. Ok. Davvero è ingrassata tantissimo nostra moglie. Guardate un po' quant'è. Proprio è ingrassata 50 kg. Vediamo un po'. Eccoci qui. Vediamo di fare una bella conversazione occasionale. Raccontiamo una bella storia incredibile.
E soprattutto chiedi la data di nascita prevista del neonato. Vediamo quando nascerà nostro figlio. Obiettivo completato, grandioso. Rovista tra i rifiuti, eliminiamolo. Vediamo un po'. Fai fichi con Stefania. Per adesso vediamo un po'. Sì, vediamo di soddisfare questo desiderio, se possiamo. Vediamo un po', gliel'abbiamo chiesto? Vediamo un po' altre scelte. Romantico. Ok, chiediamo a nostra moglie appunto qualcosa del genere. Vediamo se accetta. Vediamo un po'. Ok, vediamo un po' quello che dice. Intanto sono quasi le 9 del mattino. Vediamo un po', attenzione. Ah, probabilmente avrà rifiutato, ragazzi. Beh, non possiamo impiegarci troppo perché... Ecco, un bel bacio da lontano. Anche perché è arrivato quasi il momento di andare a lavorare. Quindi facciamo la pipì come un campione. Perfetto. Vediamo di distruggere addirittura il gabinetto di quanto siamo campioni. Ok. Vediamo un po'. No, invece di chiacchierare con Stefania credo che adesso possa bastare. Allora, divertimento. Sì, facciamoci una partitella qui al computer prima di partire. Blobloblick, eccolo qui. Ok, intanto facciamo... Ecco, sempre in bagno devono andare sti sim. Ma che hanno davvero questa vescica? Una vescica iperattiva, davvero. Stefania deve andare a lavorare addirittura. Non ci hanno dato neanche un giorno di tregua. Beh, Edward credo che debba andare al lavoro tra un'oretta. Quindi siamo quasi pronti. Vediamo se ci possiamo comprare nella barra delle possibilità. Eccola qui, la pozione concentrante. Compriamola, perfetto. E vediamo di berla, ragazzi, immediatamente. La pozione concentrante. Bevi, dai ragazzo mio, voglio vedere come la bevi alla grande. Questo cocktail importato dalla Russia. Eccolo qui, vieni qua. Mamma mia, eccolo. Attenzione, super concentrato. Eccoci qua. Vediamo un po', addirittura vuole comprare un tavolino scacchistico. Io dico che è meglio andare al lavoro. Mettiamoci qualche vestito dignitoso, che andiamo sempre a lavorare come degli straccioni, davvero. Andiamo fuori. Un cestino dei rifiuti lo compreremo al prossimo stipendio. Intanto la posta ancora non è arrivata, grazie a Dio. Le piante stanno marcendo, credo. Infatti mi sembra che dobbiamo acquistare dei semi, ma va bene, per adesso lasciamo perdere. Allora, nuovo giorno lavorativo per Edward, che esce dalla sua splendida casa con pantalone rosso e camicia, vediamo un po', ok, in azzurrino, quasi tendente al viola acceso, e una bella cravattina, i soliti orecchini, pronti a partire per il nostro lavoro. Bene, vediamo di partire. Grande. Allora, 8:55 di lunedì mattina, stiamo attendendo la nostra automobile per partire e via, si va al lavoro. E anche la nostra Stefania probabilmente andrà al lavoro. Vediamo un po', gli stati umorali sono soddisfacenti e davvero stiamo facendo un ottimo lavoro. Vediamo un pochettino, vediamo un po', scusate ragazzi, un attimino, devo accendere l'aria condizionata. Eccoci, scusate un attimino, però se no si crepa qua dentro. Allora, Edward nota che tutti ridono sotto i baffi, che quando si avvicina le finestre della chat spariscono. Può far finta di niente o parlare chiaramente alla sua squadra. Io dico di chiedere che cosa succede. Allora, in primo momento nessuno risponde, finché un nuovo stagista non mostra a Edward il suo schermo. La foto è ritoccata, ma il mutante con l'ascia non è Edward, è il suo capo. Quindi è facile archiviare il problema con una risata. Quindi uno scherzo, diciamo, non è successo appunto niente di che. Ma nostra moglie è tornata, ha fatto del lavoro superbo, ma purtroppo è stanca, ci credo. Incinta la nostra ragazzona, guardate come cammina fiacca. Ecco, ci credo, mamma mia. Vai un attimo in bagno però prima, vedi di scaricare tutto quello che hai dentro e poi fatti una bella dormita. Arriva anche Edward, ancora più stanco che mai, con questo cappello da Nicky Mendola. No, Tony Campanella, quale Nicky Mendola? Giocatore di baseball. Cambiamo un po' l'assetto della casa, puliamo sta spazzatura. Bene, facciamoci anche noi una bella dormita però, Andiamo di gettare tutto e andiamo a farci una dormita. Allora ragazzi, sono contentissimo che questa serie di The Sims vi stia piacendo tanto. Ho visto che vi piacciono anche le mie battute durante i gameplay. Ovviamente cerco di fare del mio meglio. Qui è cresciuto un arbusto, pianta di rifiuti, diffonde un flusso costante di odori intensi. Bello, la terremo la pianta dei rifiuti, Allora ragazzi, la pianta di rifiuti dovrà essere fertilizzata, innaffiata e dovremo anche parlare con lei come una specie di Dr. Freud per capire i suoi problemi. Quindi le piante dei rifiuti mi piacciono, la coltiveremo. Intanto Edward è quasi pronto per la mattina successiva. Come stiamo andando al lavoro? Alla grande, vero? La nostra moglie, siamo quasi al prossimo livello. Credo che adesso che abbiamo un po' di soldi compreremo intanto una lavastoviglie, come me l'avete detto.
Non c'è la lavastoviglie, cercarla così mi sembra che è un po' dura. Vediamo invece qui. Cucine, lavandini, bidoni dei rifiuti. Intanto compriamo un bidone dei rifiuti, ragazzi, da mettere qui in cucina. Qui. E poi vorrei comprare una lavastoviglie, se è possibile. Vediamo un po'. Bidone dei rifiuti, forse in bagno. Vediamo un po'. Banconi. No, ragazzi, mi sa che la lavastoviglie non l'hanno inserita in questo The Sim. Forse sono io al solito che non le vedo le cose. Però in cucina, dando un'occhiata, non è che c'è, anche se scrivo qui niente, non c'è, ragazzi. Quindi probabilmente dovremo aspettare. Con questi soldi io intanto cercherei di raccoglierli per la prossima casa a livello superiore. Quindi intanto continuiamo a vivere normalmente. Nostra moglie cercherà di prepararci per cena una tilapia fritta. Ok, per tutti. Edward, vediamo un po' com'è combinato. Perfetto, vedrà di andare a svuotare il pungiglione. Vediamo di farci una bella partita al computer. Magari cercheremo di giocare alla grande vediamo un po'. Credo di partecipare a un torneo, ragazzi. Dai, torneo per My Sims and Go. A che livello ce l'abbiamo l'abilità del videogioco? 5, credo che ce la possiamo fare. Dai, intanto, eccola qui, nostra moglie è sempre più grossa. Vediamo un po' come va. Dov'era la sezione della gravidanza? Era da queste parti, mi sembra. Vediamo un po'. Dove l'avevo vista? Secondo trimestre. Eccola. Terzo trimestre. Partorisci fra punti interrogativi. Va bene. Vediamo di preparare il nostro grigliato. Ecco, ci siamo fatti... Attenzione! No, 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 no! Lo stiamo bruciando! Lo stiamo bruciando! Ecco, stai calma. Benissimo. Si è fatta la pipì addosso. Ok. Un attimino. Vediamo di mangiare intanto, perché la nostra sim è ghiottona e quindi si divora anche i piedi del tavolo. Vediamo di farci un bel bagno con schiuma. Ok, ecco che arriva anche Edward. Vedi di svuotare il tuo di pungiglione. Un po' teso, eh. Facciamoci sta bella partitona. $10. 25. Vediamo un pochettino. È intenso, che gioca. Che cos'è? Monkey Island? Mamma mia, anzi, quale Monkey Island? Sembra Super Mario. Le vite lì, eccolo là. Vediamo quello che riusciamo a fare. Mamma mia. Eccolo, e continua, scervellato più che mai Edward. Con la spada laser. Chi è? Obi-Wan Kenobi? Yoda? Tutti quanti? No, più che altro sembra un giochino tipo, non lo so, ambientato... Ma ora sembra Tarzan. Mamma mia. Si sono rivelati più abili di Edward. Nessun premio, però ci siamo divertiti. Il lavello è rotto e come al solito noi, come tanti stupidi, dobbiamo andare a riparare. Prendiamoci un succo d'arancia. Ok, questo lascialo, amico mio. Prendi un succo d'arancia intanto. Aspetta, aspetta. Mangiati il taco e a sua volta beviti il succo d'arancia. Benissimo. Vediamo un po' se beve. Ma guardate che figo, ragazzi. Hanno aggiunto pure questa cosa in The Sims. Adesso si può bere e mangiare allo stesso tempo, proprio per aumentare ancora di più il livello di fame. Allora, innanzitutto ripariamo questo vecchio lavello. Ok. Mangiamoci il nostro tacos. Vediamo la nostra moglie quello che sta facendo. Al solito gioca sempre al computer. Ma io direi sono le 5 del mattino. Sì, svegliamo un po' i vicini. Vediamo di sfiorare i tasti. O addirittura strimpella in cerca di aspirazione. Bene. Allora Edward, vedi quello che devi fare lì, apriti la testa come se fosse un melone. Vediamo un po', e siamo riusciti a riparare un po' tutto. No, 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 questi rifiuti li seppelliamo là fuori perché ci servono. Dobbiamo fare le piante dei rifiuti, ragazzi, eh? Eccola qua. Allora, la pianta dei rifiuti deve crescere, quindi innaffia, fertilizza con un po' di cipolle. Ok, che schifo che sta avvenendo, eh? Parliamo un po' alla pianta. E qui lasceremo tutto. Iniziate il travaglio, attenzione ragazzi. Momento importantissimo. Stefania sta scoppiando. Vediamo un pochettino. Il fagottino sta per arrivare. Dov'è Stefania? Eccola che arriva. No, quale pisolino? Dobbiamo arrivare in travaglio. È ora di andare. Dove dobbiamo andare? In ospedale? Dov'era? Partorisci all'ospedale. Andiamo, corri, corri, corri. Edward, basta con la pianta dei rifiuti, smettila di fare il cretino. Andiamo, basta, basta. Non parlare con la pianta, c'è tua moglie che sta per partorire, buon Dio. Andiamo, vediamo un po'. Andiamo. Stefania sta per avere un figlio. Ed arriva... Ah, una femminuccia. Vediamo un po'. Ha appena partorito una femminuccia. Bisognerà darle un nome. Quale? Vediamo un po'. No, Lombardi no. Si chiama Van Helgen. Prende il cognome del padre. Scusatemi. Chiamiamola Hélène, ragazzi. Come la fidanzata del protagonista di Monkey Island, Guybrush Threepwood. La sua fidanzata si chiamava Hélène. Perfetto.
Lei si chiama veramente Helen Marley, però lasciamo Helen Van Helgen. Perfetto. Ed eccola qua che è arrivata il nuovo fagottino. Calmo, in tutte le gioie. Edward è tornato. Helen è tornata all'asilo. Helen, scusate. Intanto, ok, so che sei contento, Edward. Hai sudato così tanto che le ascelle si sono trasformate nel lago Michigan. Quindi è meglio fare una doccia. E dopo vai a farti un po' di partita al computer, così sei sempre più tranquillo che mai. Intanto Helen, ora me lo dimenticherò sempre, è arrivata ed eccola qua, guardate che bellina, mamma mia. Helen Van Helgen, Edward Van Helgen e Stefania Belombardi. Allora, la bambina è qua dentro, vediamo di nutrirla con al latte, vediamo l'allattamento. Questo non l'ho visto mai, vediamo un po' ragazzi, sono curiosissimo. Vediamo. Ah, ecco, infatti, perfetto. L'allattamento è simile a una doccia, quindi appaiono questi pixel per soddisfare il bambino. Coccola un po', culla un po'. Edward corre come un pazzo, va bene per la casa. Intanto noi ci facciamo una dormita. Ed Edward, anzi, prima di farci la dormita, io cercherei di avere un altro figlio. Così facciamo tutto completo. E vediamo un po'. Alzati un attimo Edward, adesso ti facciamo divertire noi. La barra del divertimento adesso arriverà al massimo, anzi gli aggiungiamo pure un cubo. Divertimento alla terza. Eccolo qui. Altre scelte, romantico. Cerca di avere un altro figlio, così avremo due figli uno dietro l'altro. Avanti. Ah, parla addirittura dal letto. Bene amica mia, mi sa che è arrivato il momento di avere un altro bambino. Vediamo cosa dice. Grande, perfetto. Allora, vediamo di fare quello che dobbiamo fare. Così ragazzi avremo due fagottini per la casa. Stefania inizierà tra circa un'ora, speriamo di finire in tempo. Perfetto, felice per il nuovo neonato. Ok, Edward, siamo più che felici. Credo che miglioreremo ancora di più. Anzi, creiamo un virus ragazzi, mi è sempre piaciuto crearlo. Creiamo un virus e che cosa fa il virus? Un modo moralmente discutibile di fare qualche simulazione usando l'abilità di programmazione. Vai, creiamo un bel virus, un Trojan enorme quanto il cavallo di Troia per distruggere i sistemi informatici. Stefania inizia tra un'ora, intanto sta dormendo, però credo che può bastare. Avanti. Soddisfazione piacevole perché il fichi fichi fa bene. Eccolo qua. Andiamo adesso a lavorare. Le bollette sono state appena recapitate. Devi pagare $640. Mamma mia, arriva una legnata sulla testa di Edward. Addirittura gliela spacca in due. Vediamo se possiamo andare a pagare queste bollette, che sono davvero una cosa. Che abbiamo fatto? Che acquisti abbiamo fatto? Tanto per sapere. Un divano già ce l'avevamo. La pianta di Fantozzi? Non penso. Cioè dico, però ragazzi un tetto, non vedo l'ora di farlo, e queste cicale mi stanno mangiando la testa, eh? Tanto stiamo creando il nostro virus. Il lavoro. È ora di andare al lavoro, che stiamo facendo qui, maledizione? Sono le 10:20, un'ora di ritardo. Vai al lavoro. Intanto brindisi nuziale. Stefania ha ricevuto l'invito a fare un brindisi al matrimonio del suo migliore amico. Finalmente un pubblico che deve ascoltarla. Deve andare sul sicuro e non accennare agli scheletri nell'armadio del suo amico, oppure spiattellare tutto. No, cancellalo per bene. Wow, Stefania non ha mai avuto un pubblico tanto entusiasta. Quella folla di parenti e amici ha un senso dell'umorismo davvero malizioso. L'amico di Stefania è furioso per essere stato umiliato e al suo stesso matrimonio sicuramente avrà avuto si sarà fatto una testa tanta. Ma Stefania ha guadagnato dell'ottimo materiale. Mamma mia. Ed Helen dov'è? Poi, dov'è la bambina? È qua. No, dov'è? Attenzione, forse Edward se l'è portata con sé. Attenzione. Dov'è la bambina, ragazzi? Attenzione, un po' di calma. L'azione è forse. Dov'è la bambina? Ah, eccola, era dentro. Forse. Che cosa è successo, però, ragazzi? Forse l'abbiamo lasciata qua dentro la bambina. Attenzione, però, a fare queste cose. Dov'è? Eccola qua. Ah, era all'asilo. Ho capito, la portiamo all'asilo in automatico. Perfetto. Tanto la nutriamo con un po' di biberon. La coccoliamo. Cambiamo il pannolino putrido. Intanto Edward ha guadagnato $2000 da investire. Ragazzi, con calma. Buttiamo sto cibo avariato, ripuliamo tutto. E per cena stasera si mangia alla grande pasta primavera. Intanto io inizierei a costruire il piano di sopra. Intanto adesso leggiamo cosa abbiamo ottenuto. Promosso a direttore dello sviluppo, guadagneremo 874, premio degli innovatori per l'eccellenza della scienza, mentre la nostra moglie è stata anche promossa a qualche altra cosa che adesso analizzeremo. Intanto si costruisce il piano di sopra. Andiamo nella sezione adatta e creeremo uno stesso legno, magari un po' diverso,
Eccolo qua, un legno bianco magari al piano di sopra, dai. Vediamo se ci può stare. Ecco, come si fa a mettere? Vediamo un po'. Forse prima i muri. Eccoli qua. Allora, io inizierei una piccola entrata, una piccola hall, definiamola così, da questa parte. Proprio così, con qualche piccolo elemento caratteristico, qualche decorazione. Metterei qua dentro un arco e poi arriverei immediatamente alla seconda, alla camera del bambino, perché qua sotto lasceremo un po', getteremo tutto a terra, magari creeremo qualche altra sala qua sotto. Quindi metterei intanto, allora, questa è l'entrata. Qui metterei la camera del primo bambino, oppure una zona per la biblioteca, e la camera del primo bambino la metterei anche qua. Perfetto, stiamo spendendo un bel po' di soldi, ma sono importanti per decidere bene gli spazi.